Il giorno dopo, il giorno dell'analisi del voto elettorale, che è stato abbastanza forte, ha fatto rumore in tutto il paese, ma in Calabria in maniera particolare, non solo per i voti intercettati dalla Lega. Ci sono alcuni momenti di questa tornata elettorale che fanno riflettere. Ne parlavamo prima che andasse in onda la sigla, mi piace ricordare questa storia di Riace. Insomma, ci sono tanti piccoli elementi, piccoli tasselli, piccole tessere che se li mettiamo insieme restituiscono un mosaico del cambiamento che c'è inevitabilmente, di cui bisogna prenderne atto. Ne parliamo oggi con alcuni amici e colleghi che ho con me in studio. Intanto datemi il collegamento con Arcangelo Badolati, che vediamo se lo diamo subito in video. Ecco, noi ti vediamo benissimo, Arcangelo. Anche io vi sto seguendo dalla redazione della Gazzetta del Sud di Cosenza. Buon pomeriggio a tutti, un saluto ai colleghi che sono in nostra compagnia oggi pomeriggio. Bene, subito a caldo, dammi un tuo giudizio su questa tornata elettorale. Beh, un terremoto che è destinato a ridisegnare gli equilibri, le candidature future alla Regione, perché di questo si tratta, con un exploit spaventoso della Lega in Calabria, che diventa davvero una forza politica con cui bisognerà fare i conti. Vedo pure a destra uno scollamento tra Fratelli d'Italia e Forza Italia che determinerà, secondo me, anche scelte in futuro diverse in relazione alla candidatura al governatorato. Bisognerà riconsiderare un po' tutto. C'è già candidato ufficialmente Mario Chiuto, ma Mario Chiuto rischia di non essere il candidato ufficiale del centrodestra per come stanno le cose, cioè sarà la Lega adesso a dare le carte, appoggiata da un Fratelli d'Italia che ormai, come aveva già detto peraltro Giorgia Meloni, è a Reggio Calabria e a Napoli, un Fratelli d'Italia che è disposto a fare a meno, insomma, di Forza Italia e a considerare Forza Italia, come dire, in un rapporto assolutamente paritario, cosa impensabile fino allo scorso anno, o se guardiamo al passato fino a 4 anni fa. Per cui credo che queste elezioni abbiano un significato particolare in Calabria per questa ragione. Poi la vicenda di Riace è il segnale più straordinariamente interessante dal punto di vista politico, perché lì addirittura Mimmo Lucano, che è un emblema della solidarietà, dell'accoglienza calabrese nel mondo, non è stato eletto neppure consigliere comunale. Non solo è stato sconfitto il candidato a sindaco suo, ma addirittura lui non è stato eletto consigliere comunale. Io parlerei... è stato eletto al ruolo di primo cittadino, e chiudo, come dire, un esponente politico comunque collegato alla Lega, perché nella sua lista ci sono candidati espressi dalla Lega. Io parlerei di un cortocircuito che si è verificato a Riace. Questo è il tuo pensiero. Sentite invece cosa ha detto ieri a caldo, nell'immediatezza del dato elettorale, quando si è palesato il dato elettorale delle europee, l'altro nostro collega Filippo Veltri. Sentitelo. Il dato elettorale calabrese ci consegna ancora una volta una regione che è in controtendenza, mentre infatti in tutta Italia ha vinto e ha stravinto, anzi, la Lega di Salvini. In Calabria, che è diventato il primo partito, in Calabria il primo partito è il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha conquistato, secondo gli ultimi dati che vado a leggervi quando manca soltanto una sezione, il 26,70% contro il 22,62% della Lega di Salvini, mentre in tutta Italia il crollo del Movimento 5 Stelle, che scende ben sotto il 20% ed è stato addirittura sorpassato dal PD a livello nazionale, è noto a tutti. In Calabria invece il Movimento 5 Stelle è il primo partito, la Lega di Salvini è il secondo partito, e il terzo partito è il Partito Democratico con il 18,25%, un dato questo che è inferiore di 4 punti rispetto a quello nazionale, ma che sostanzialmente è identico al voto politico dello scorso anno, anzi con una leggerissima risalita, e che, date le condizioni del PD, che è commissariato e di cui è nota la non organizzazione, quantomeno nell'ultimo anno e mezzo, può dirsi un mezzo successo. Forza Italia si consolida anche in Calabria perché ha un dato che è superiore, ben superiore alla media nazionale, con il 13,31%, e l'altro dato significativo
che è un po' una conferma e anche questa attesa, è il grande dato di Fratelli d'Italia che si attesta al 10,26%. Come dire, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono in controtendenza rispetto al dato nazionale, ma perché qui in Calabria la Lega ha ottenuto un risultato inferiore a quello nazionale. Che cosa significherà questo per i prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle regionali? Ovviamente è un po' difficile dirlo. Certo, il dato di Forza Italia e di Fratelli d'Italia per quanto riguarda il centrodestra conferma che ci potrà essere una discussione fra i candidati partner di una coalizione, mentre per quanto riguarda il PD bisognerà attendere, secondo me, gli esiti del congresso regionale che ci sarà, così è stato detto, entro il mese di giugno, e verificare lo stato dell'arte. Questo dichiarato Filippo, il collega Filippo Vetti ieri sera, diciamo in realtà ieri mattina ha appena diffuso il dato che riguarda le europee. Raffaele Rio, il presidente di Demoscopica, ha fornito alcuni dati e vediamo subito la prima proiezione che riguarda il non voto che c'è stato, perché ricordiamo che la Calabria è stata la terza regione dove la non partecipazione al voto è stata molto, molto alta. Lo vediamo il primo cartello? Eccolo qui, Raffaele Rio ce lo spiega. Sì, innanzitutto buon pomeriggio, abbiamo fatto una cosa abbastanza semplice, abbiamo raffrontato l'affluenza alle urne di due elezioni per capire in qualche modo qual era stato e qual è stato appunto il peso, diciamo, della mancata partecipazione al voto da parte dei calabresi. Voi stimate 200.000? No, non è una stima, è una differenza, sono dati assolutamente reali, è un numero, per cui questo certifica comunque che malgrado le elezioni amministrative, malgrado sull'appuntamento delle elezioni europee si è detto tanto, anche che sarebbero state le elezioni europee che avrebbero portato al maggior numero possibile di cittadini alle urne, nella nostra Calabria non solo si conferma un primato negativo in qualche modo di disaffezione, ma anche un peggioramento, diciamo, dell'affluenza al voto. Massimo Clausi ha pesato questo dato di cui faceva riferimento Raffaele Rio, o non avrebbe cambiato nulla, modificato nulla, perché ormai il vento era quello? Secondo me più la seconda, diciamo, perché non penso che dei 200.000 voti, perché una cifra di astensionismo è sempre presente. Io ricordo che alle ultime regionali, che sono, le regionali sono elezioni abbastanza avvertite, diciamo, è andato a votare, se non ricordo male, il 44-45% degli aventi diritto, diciamo, quindi con l'astensionismo ci dobbiamo fare i conti. Penso che i nostri politici siano abituati a farci i conti e credo che il vento sia questo. Il vento sia quello perché poi le urne, come dire, hanno sempre ragione, no? Si respirava nel paese questo vento leghista, certo non potevamo immaginarci che in Calabria soffiasse così forte, però tant'è, questo è il dato, almeno per quanto riguarda le europee, perché poi per le amministrative bisognerebbe fare dei discorsi a parte, no? E anche per le regionali future, perché se la Lega alle europee prende oltre il 22%, poi ci sono casi di elezioni amministrative in cui non va all'oltre, sfiora di poco l'1%, mi riferisco in questo momento per esempio a Rende, no? Dove la lista Lega c'era proprio il simbolo, il candidato sindaco, non è andata oltre l'1,2, l'1,3. Questo per dire che quello delle europee è un voto secondo me fortemente politicizzato, dove si vota appunto il simbolo. Quando si tratta invece di elezioni amministrative c'è il candidato che secondo me dà sicuramente un quid in più, almeno questa è la Francesco, cosa ha pesato secondo te? Beh, sul dato nazionale o su quello regionale credo che conti moltissimo l'ondata nazionale del consenso pro Salvini. Poi insomma io guardavo un attimo i numeri di 2 o 3 diciamo, tornate elettorali in Calabria, ci sono dei picchi incredibili, più o meno come anche su quello nazionale,
che si spostano voti da una parte all'altra in maniera molto facile, dal PD al Movimento 5 Stelle e oggi alla Lega, come se ci fosse la ricerca da parte dell'elettore di posizionarsi dove il vento spira di più, no? Questa è una cosa un po' particolare perché, come dire, viene a cadere un po' quello che è la valenza ideologica del voto, e in Calabria forse credo che questa componente pesi moltissimo, cioè c'è questo traghettamento da una parte all'altra da parte di politici o di parte di elettori che cercano di accreditarsi dove pensano che ci possa essere una maggiore possibilità di successo. Però sai che questo in queste elezioni non è così. Insomma, io credo non si spiegano perché in alcuni luoghi della Calabria dove da molto tempo regna per esempio il PD o l'ex PC c'è una quota elevata di consenso per la Lega di Salvini, o c'è dietro un'organizzazione, una macchina amministrativa, una macchina organizzativa che sul territorio controlla e veicola il consenso. No. Non sto parlando di organizzazioni non lecite, ma organizzazioni strutturate, partiti, organizzazioni nel caso professionali. della Lega è l'esatto contrario, cioè la Lega ha il paradosso a mio giudizio di avere i voti ma non avere un'organizzazione, una struttura. Per le informazioni che ho io, in Calabria c'è dietro qualche organizzazione, associazione di produttori, che ha spinto moltissimo. Lo sai, secondo me questo in Calabria il voto della Lega è un voto empatico. Ha funzionato condivisione e risposta e di accettazione agli slogan che Salvini è stato bravissimo, abilissimo nel lanciare ogni qualvolta è stato ospite nelle televisioni, nei congressi, nei momenti in cui ha potuto esprimere quello che è il concetto, il progetto di partito. Però sarebbe interessante, sono d'accordo, sarebbe interessante però verificare, sono d'accordo anche su una valutazione che facevamo poco prima, cioè sul fatto che è interessante capire che cosa succede da qui a un anno, 2 anni, all'elettorato di Salvini, così come l'anno scorso ragionavamo sul Movimento 5 Stelle, è lecito attendersi adesso una riflessione che cosa succederà da qui a un anno, a 2 anni, nel senso che tutta questa bisogna vedere se massa di elettori hanno dato fiducia, se un voto fluttuante è molto radicato. Su questo della fluttuanza del voto, perché tra l'altro ne hanno parlato tanto tempo fa anche Angelo Calebianco, Stefano Passigli, insomma politologi interessanti. Allora, per quanto riguarda Francesco ha detto una cosa secondo me estremamente interessante, cioè l'elettorato fluttuante. L'elettorato fluttuante ormai è un orientamento, diciamo, del comportamento di voto degli italiani. C'è però da fare un distinguo. I 5 Stelle sono nati rimarcando di non essere, rimarcando alcuna appartenenza ideologica, per cui i 5 Stelle non sono né di destra né di sinistra né di centro, ma i 5 Stelle hanno chiesto il voto sulla base di programma, di proposte, di azioni da mettere in campo. Per cui chi nasce senza un'appartenenza ideologica ovviamente ingloba una parte consistente del proprio mercato elettorale del consenso rispetto appunto alla fluttuanza, per cui se tu funzioni con una proposta arrivi al 40, se tu non funzioni con una proposta puoi passare dal 40 al 3. Questo è il punto di forza, il punto di debolezza di chi parte in questo modo. Per quanto riguarda la Lega di Salvini, anche in Calabria, io sono d'accordo con Massimo Clausi, allora, la Lega in questo momento non ha un'organizzazione in Calabria, ma la Lega sta fortemente puntando ad avere un'organizzazione in Calabria. Un'ultima cosa, se mi è concessa, non sono d'accordo, mi dispiace che non possa replicare, non sono d'accordo con Filippo Berti, perché... Ma ti conto che è una cosa che Filippo ha fatto ieri pomeriggio, ieri mattina. Il dato è quello. Il problema è che calda era proprio a botta calda. Il Movimento 5 Stelle in Calabria partiva da percentuali molto più alte, per cui
pur avendo avuto una perdita significativa di voti. Bisogna calcolare il differenziale quant'è. La Lega è aumentata del 17%. Guarda, questa è esatto, la Lega è scesa del 17%, il Movimento 5 Stelle credo che abbia perso però ci manca la schermata sui 5 Stelle, non ce l'abbiamo? Questo è chi sale. Salgono la Lega con 112.000 voti in più, perché poi è importante, Francesco, calcolare il valore assoluto che sono da una dimensione reale del mercato elettorale. 17% la Lega, 5,7% Fratelli d'Italia e 3,9%. Guardate il PD, che è un caso simbolico. Il PD aumenta in termini percentuali, ma diminuisce, seppur di poco, per carità, in termini di presenza assoluta di elettori. Quindi da questo punto di vista io mi sentirei di dire, anche in funzione, lo diceva Arcangelo prima, in funzione delle elezioni regionali, che queste elezioni confermano comunque una cosa, che molto probabilmente, stando così la mappatura del mercato partitico e del consenso in Calabria, chiunque si candiderà con il centrodestra alle prossime elezioni dovrebbe, al netto di particolari problemi, dovrebbe vincere le elezioni, perché la somma, c'è un'infografica. Sì, la vediamo tra un attimo. La somma è vediamo tra un attimo. Prima di far intervenire Arcangelo, volevo dire questo. Parlavi prima differenza di voto tra i 5 Stelle e la Lega. 5 Stelle hanno calamitato l'attenzione dell'elettorato perché hanno, come dire, hanno proposto la rottura del vecchio sistema e hanno chiesto un consenso contro. La Lega ha fatto di più, ha incanalato la protesta, ma ci ha messo dentro alcune proposte, alcuni interventi, alcune scelte. Scusami un attimo, stiamo parlando della prima fase di la Lega è un partito, però la Lega ha strutturato un suo percorso, ha un suo progetto politico, ha un suo progetto politico chiaro, lineare, non si può dire niente, è molto, come dire, i contorni sono molto nitidi, a mio modesto parere. 5 Stelle hanno un po' sfumato, è un po' difficile da cogliere effettivamente. Ma perché Salvini riesce a condizionare l'attività dei 5 Stelle in qualche modo. Per cui volevo dire giusto una cosa, come dire, che la volatilità è ormai, come dire, è nelle cose. No, io capisco l'analisi di Raffaele Rio, interessante rispetto al Movimento 5 Stelle, però non dimentichiamoci che la stessa cosa è accaduta al PD. Cioè, il PD è arrivato al massimo al 18, nel crollo del PD, il PD è arrivato al 18. No, stavo dicendo un'altra cosa, stavo dicendo il PD di Renzi. Il PD di Renzi ha preso il 41% alle europee, non dimentichiamo. Dopodiché c'è stato un tracollo verticale. Quindi questa è materia, diciamo, più vostra, diciamo, di sociologi, capire il perché ci sia questa volatilità. È chiaro che comunque sempre più italiani, secondo me, non riescono a trovare una, come dire, un'offerta politica che li rappresenti al meglio, e quindi è chiaro che si spostano a secondo, come diceva giustamente Rio, delle proposte del momento. Arcangelo, un'ultima osservazione posso fare sempre sulla cosa che ha detto Rio. È evidente che il centrodestra unito stravince a mani basse, la domanda è se arriva unito alle regionali. Arcangelo. Sì, intanto volevo sottolineare un dato: Forza Italia non ha affatto avuto un buon risultato, non l'ho avuto nella città dove il coordinatore regionale espleta le sue funzioni, ma anche nella qualità di amministratore, perché è vice sindaco di Cosenza, in cui l'aspirante candidato al governatorato Mario Chiuto esercita le funzioni di sindaco, è stato surclassata Forza Italia da altre forze politiche, come sapete, PD compreso, quindi dalla Lega, dal PD e dal Movimento 5 Stelle. Quindi un risultato modestissimo in una Calabria che era completamente azzurra. Ricordo a tutti l'elezione a furor di popolo di Giuseppe Scopelliti. Secondo dato, la sinistra non può certo cantare vittoria. Avete fatto bene a ricordare come il 40% renziano che stava facendo diventare il Presidente del Consiglio italiano il leader della sinistra europea.
la neve si è squagliata al primo sole e la Lega deve stare attenta a questo fenomeno, perché la Lega in questo momento prende percentuali bulgare, bisogna vedere che cosa succederà entro i prossimi 3 anni, perché questi si arriva all'apice del successo, poi non si può che andare in discesa, a meno che non vi siano dei miracoli. Ancora, il Movimento 5 Stelle rimane, seppur perdendo ampiamente consensi, rimane il primo partito della regione. Questo ci consegna le europee, con una distonia tuttavia nel legame tra questo partito e il territorio, perché poi lo stesso partito non riesce a candidare con la propria lista candidati a sindaco, dove cerca di farlo non ottiene grandi risultati. Pensate a quello che è successo a Cosenza, dove non ha un consigliere comunale, pensate alla difficoltà che ha avuto a Rende, pensate che a Corigliano Rossano, dove ci sono 3 parlamentari e un senatore, non sono riusciti per errori tecnici davvero, io definirei madornali, a candidare un loro esponente. Quindi il Movimento 5 Stelle vince anche spinto da Laura Ferrara. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, l'affermazione di questa parlamentare calabrese è straordinaria, riesce ad essere la seconda in assoluto nella circoscrizione, prende molti più voti di tutti i candidati del PD, diciamo, riconducibili alle correnti calabresi, e ottiene e spinge per il suo partito, insomma, la seconda legislatura a Strasburgo. Europee nel PD, Franco Iacucci in solitaria con un'operazione straordinaria contro il resto del partito, contro il governatore Oliverio, rispetto al quale sembra avere una sindrome di Stoccolma, perché il governatore Oliverio non l'ha appoggiato, ma Iacucci gli è sempre rimasto fedele. Anche in questa occasione, pur non avendo l'appoggio di Oliverio, ottiene più voti di tutti e dimostra di avere una forza personale che lo proietta direttamente in Consiglio regionale alle prossime elezioni, cioè avrà la sua candidatura per cercare di ottenere un seggio. Fa quasi quasi impietosire la fine che fa quest'altra sinistra, cioè la sinistra, che ottiene percentuali irrisorie e che dimostra come la litigiosità all'interno del centro-sinistra abbia cagionato danni enormi e non ha ottenuto, per quelli che hanno provocato scissioni o cose del genere, come è avvenuta con l'EU, non ha ottenuto riscontro la scissione, la litigiosità, il distaccarsi dal PD, non ha ottenuto nessun riscontro elettorale, ha semmai indebolito il Partito Democratico. La causa probabilmente anche delle tante sventure del Partito Democratico è proprio determinata da questa continua conflittualità interna assolutamente improduttiva. Un ultimo dato: la Lega non ha nessuna organizzazione sul territorio. È risibile immaginare un partito organizzato, perché non lo è, ed è la crescita della Lega, perciò aperto parlando di spaventosa avanzata, è una crescita che va dallo 0,7 in Calabria a posizionarsi con percentuali spaventose, addirittura come secondo partito della regione, una regione che certo non aveva nella Lega, insomma, una propria rappresentanza politica, non l'ha mai avuta, nel senso, in passato. Adesso si sta costruendo questa cosa. È chiaro semmai un altro passaggio al quale i leghisti devono stare attenti, soprattutto Salvini, che fa il ministro degli interni. Cioè, io vedo una corsa a salire su questo carro, vedo il tentativo ora di tanti di scoprirsi leghisti, e probabilmente la forza invece della Lega è quella di riuscire, o di essere riuscita, non completamente, ma in larga parte, a non caricarsi personaggi che adesso tentano di costruire una classe politica che di fatto non c'è. Per cui credo che queste elezioni raccontino tantissime cose, ma il dato centrale, essenziale, mi auguro possa essere oggetto di dibattito in questa trasmissione, ne accennavano prima i colleghi, è che queste elezioni cambiano la geografia del centrodestra, cioè non date per scontata una scelta unitaria sul candidato di centrodestra alle elezioni. È molto probabile che si punti da parte della Lega e di Fratelli d'Italia su un candidato diverso rispetto a quello sul quale punta per esempio Forza Italia, e credo che lo scatto in avanti di Mario Occhiuto sia stata un'operazione azzardata, considerando appunto i risultati che sono venuti e le ambizioni legittime
che possono avere altre forze politiche e soprattutto altri candidati. Come dire, non evito di fare nomi e cognomi, penso per esempio a Vandaferro, che può legittimamente pensare di correre e prendersi la rivincita rispetto agli anni passati e di correre alla carica di governatore, magari senza Forza Italia, magari con Lega, Fratelli d'Italia, altre formazioni civiche. Quindi attenzione, perché il passaggio adesso prossimo è questo. Nel PD si tenterà di trovare un candidato che secondo me, come dire, nonostante tutti gli sforzi fatti, non può essere Oliverio, per una serie di ragioni legate a vari problemi, ma legati anche a questa disunità di fondo. L'operazione di pesare di più non appoggiando il candidato Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, voluto da Zingaretti, e dimostrare di avere altri numeri, quindi puntando su Cozzolino, è un'operazione che potrebbe rivelarsi un boomerang per Mario Oliverio all'interno del partito. Staremo a vedere. Ma io credo, intanto c'è la pubblicità che incombe, dobbiamo mandarla. Io credo che corriamo il rischio di commettere un errore se leggiamo il dato elettorale di ieri e lo proiettiamo sulle regionali. Le regionali sono un'altra partita, lo ha sempre la storia che lo dimostra, intervengono altri fattori, ci sono altre sensibilità, altri modi di concepire l'impegno in politica. In politica poi 1 più 1 non fa 2 o 2 più 2 non fa 4, come si vuol dire, quindi non è così semplice immediatamente sovrapporre questa elezione a quelle che attendono la Calabria nel prossimo mese di febbraio, cioè le regionali. Quella è un'altra partita. Da oggi è cominciata completamente un'altra partita. Anche il centrodestra dovrà trovare un suo punto di equilibrio necessario, perché se no è così, ci sono più centri-destra, ci sono più destre e si rischia di mandare in confusione l'elettorato. Allora bisogna capire, intanto trovare una sintesi che è necessaria a questo punto. La stessa cosa all'interno del centro-sinistra, non c'è più il centro-sinistra, non esiste più quello che abbiamo conosciuto. Come dire, il moncone della sinistra oltre sinistra non mi pare abbia più la possibilità di mettere insieme consensi tali da regalargli visibilità. E quindi è il PD che si gioca la partita, ma con chi se lo gioca il PD la partita? Quale forze troverà come alleati? Al momento non ce ne sono. I cosiddetti piccoli partitini minori non garantiscono e nel passato poi non hanno mai funzionato queste coalizioni allargate, quelle coalizioni. Si va verso, come dire, verso il partito forte che deve essere in grado di contenere nel suo interno le diverse anime senza che queste trovino altre nicchie per rappresentarsi. Andiamo alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, Raffaele ha chiamato in causa Filippo, adesso dovremmo averlo in linea, mi pare, no? C'è in linea al telefono. Pronto Filippo? Ma quindi ci ascolta, sì, ci stava ascoltando. Ci stava ascoltando. Chiamato in causa, allora io lo voglio salutare. Allora devi... Ma ci sente? Filippo? Un attimo solo. Posso inserirmi sulla tua parte finale? Sì. Che non ti convince? No, non è che non mi convince, bisogna, come dire, aggiungere qualcos'altro all'analisi, alla tua e a quella di Arcangelo, perché ormai non è cristallizzato destra-sinistra in Calabria, è probabile, molto probabile, forse anche auspicabile, che ci sia una terza componente che, come dire, catalizzi l'attenzione di chi non si riconosce a destra o a sinistra, qualche movimento civico, qualcosa, espressione un po'... il Movimento 5 Stelle? O anche accanto... Storicamente la terza via in Calabria non ha mai avuto fortuna. No, sicuramente è vero, ma è anche vero che è sempre esistita, più o meno, e sono stati probabilmente come dire, il fermento che c'è nella società civile calabrese rispetto ai livelli di insoddisfazione rispetto all'operato potenziale della Regione Calabria non è che sono di oggi o di ieri, risalgono molto tempo fa e
probabilmente la disaffezione da parte della società civile sana, chiamiamola così, verso l'operato della politica si sta un po' materializzando e concretizzando. Io non mi meraviglierei se da qui a qualche mese esca fuori qualche movimento forte che riesca un po' ad amalgamare le diverse anime. Io non ci credo. Vedremo. Allora, Raffaele ha chiamato in causa Filippo, sentiamo un fischio terrificante. È Filippo che fischia però, ho il microfono. No, sono qua, non sto fischiando per nulla. Ciao Filippo. Ciao, saluto a tutti quanti voi. Ciao. No, ti ho chiesto io di intervenire perché tu l'avevi già correttamente precisato, però il mio intervento era registrato ieri mattina, L'ho detto. quando ancora non erano neanche noti tutti quanti i dati. L'ho detto a botta però, insomma, non per fare un'autocitazione, fin da ieri mattina avevo visto giusto, tranne che in un dato che era assolutamente impreciso e che riguardava il voto di Forza Italia. Perché poi sul voto del PD bisogna ragionare se si vuole fare un'analisi seria e corretta. Se invece siamo alla ricerca di titoli va benissimo tutto. Allora il dato di Forza Italia è un dato che io riconfermo numericamente è superiore al dato nazionale, quello calabrese. È di tutta evidenza che lì però c'è un problema che è aperto dentro Forza Italia e non mi riferisco ad una cosa che vedo che vi sta appassionando molto, che è il riferimento del voto europeo schiacciato su quello prossimo delle regionali, cosa che io contesto e sono pienamente d'accordo con quanto tu hai detto, per due motivi. A, il voto europeo ha una valenza, il voto regionale ce n'ha un'altra come sue caratteristiche. B, si voterà fra molti mesi. Per chi come me c'ha qualche anno più di voi, in molti mesi possono accadere molte cose e quindi il panorama che viene dipinto oggi può non essere vero fra 3 mesi, può non essere vero addirittura fra 6 mesi. Quindi io ci andrei un po' più cauto nella valutazione delle, dei quadri politici. Quindi sei d'accordo con quello che dicevo io, che non è sovrapponibile? Assolutamente sì, l'ho detto, sono assolutamente d'accordo con te. Sono assolutamente d'accordo con te, non perché siamo sempre d'accordo io e te, ma nel caso di specie perché hai pienamente ragione ed hai intravisto un tranello dal quale dobbiamo toglierci. Quando io nell'intervento registrato ieri mattina parlavo del voto di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, è di tutta evidenza che magari ci può essere dietro gli intendimenti di qualcuno, come dire, il mettere il carro davanti ai buoi, la dico così. Io vi dico una cosa e ve la dico il 28 di maggio, attenzione che sia Mario Occhiuto sia Mario Oliverio si candideranno entrambi. Se dietro di loro ci saranno le sigle dei partiti storici e tradizionali di loro appartenenza, e cioè Forza Italia, Fratelli d'Italia e o Lega per quanto riguarda Mario Occhiuto e PD per quanto riguarda Mario Oliveri, io questo non lo so. Infatti ieri ho detto attenzione che bisogna aspettare alcuni passaggi che sono passaggi decisivi per quanto riguarda la vita dei partiti, cioè a dire Forza Italia in queste ore in cui noi stiamo ragionando sta affrontando un passaggio decisivo, il PD a livello non regionale, il PD a livello nazionale in queste ore sta discutendo sulla valenza del voto di domenica, perché è una valenza di voto che ora a bocce ferme viene valutata in modo diverso, e cioè a dire quel voto che ha salvato Zingaretti è un voto che ha tolto in cifra assoluta a te, con le cose che ieri ci ha fatto vedere Raffaele, che io ringrazio ancora una volta. Il PD ha perso voti in cifra assoluta in Italia, quindi c'è un voto che è tutto un rimescolio. Attenzione quindi a dare delle valutazioni in fretta, cioè a dire che Occhiuto è scomparso e che ora c'è Vandaferro, che Oliveri è scomparso e ora c'è non si capisce chi al suo posto. Attenzione perché così potrebbe non essere. E le valutazioni vanno fatte in riferimento al voto. Il voto europeo ha un valore, il voto
amministrativo e a maggior ragione quello regionale ce n'ha un altro. Dopodiché vi lascio su una notazione che faccio sul Riace. Chiedo scusa, voglio intervenire io. Prego. Un caro saluto a Filippo e un abbraccio come sempre. Io non mi pare di avere assolutamente sovrapposto il voto regionale, un'interpretazione è stata dando voi. Arcangelo, ciao. Sono Arcangelo, ciao. No, dico, io non ho sovrapposto affatto. No, dico, io non ho sovrapposto affatto il voto regionale. Io ho detto che vengono delle indicazioni che potrebbero. Il voto regionale è un'altra cosa, lo completo perfettamente, quindi forse sono stato frainteso, non ho mai detto una cosa del genere, ho detto che bisognerà tenere conto nella formazione. Ad una cosa, caro Arcangelo, che io noto fin da ieri, che appassiona, voglio dire, noi giornalisti, ma però bisogna... No, se parliamo tutti e due magari non riusciamo a capirci. Io sto dicendo che bisogna stare attenti nelle valutazioni di trasportare il dato politico delle europee su un quadro che è tutto in movimento. Io non ho certezze. Io non ne ho certezze, non so quello che succede in Forza Italia, non so quello che succede nell'alleanza fra Lega e Forza Italia, non so quello che succede in Fratelli d'Italia, non so quello che succede nel PD. Quello che succede nel PD potrebbe essere decisivo ai fini della ricandidatura di Oliverio, ma potrebbe anche non esserlo, E poi non lo so chi l'ha detto di voi. Francamente io resto un po' basito però. Guardate che i 5 Stelle sono il primo partito in Calabria. Possibile che non se ne tenga conto ai fini di una valutazione, di un'aggregazione che può andare oltre 5 Stelle, cioè 5 Stelle più altri, che poi alla fine esce fuori il terzo incomodo? Ve lo pongo come punto interrogativo, diciamo. Sì, no, volevo precisare ancora. Assolutamente, io non ho sovrapposto nulla, io mi diverto a mettere un po' di peperoncino ragionando sul fatto che con i numeri che sono venuti dalle europee si rimette in movimento tutto, esattamente quello che hai detto tu, cioè che il dato è questo. Non si può non tener conto di rapporti e nel centrodestra, le altre forze del centrodestra probabilmente chiederanno più spazio, maggiore autonomia. Questo è quello che credo possa accadere, proprio in ragione del movimento che tu segnalavi. Quanto alla sovrapposizione, nessuna sovrapposizione, sono dati che imporranno delle riflessioni dalle segreterie nazionali a scendere. Il Movimento 5 Stelle è chiaro che tenterà in autonomia di candidarsi, non credo ad alleanze né col PD né con altre forze del centrodestra, quindi farà un'operazione di autonomia. Tutto qua, un abbraccio forte a Filippo, sei il numero 1. Filippo. No, vabbè, no, io volevo dire una cosa sul Riace e poi vi lascio, davvero, perché fra l'altro devo andare a scrivere. Sì. Allora, Riace è una cosa di cui io e te abbiamo parlato sempre e io la voglio trasferire ai nostri telespettatori, ad Arcangelo, a Massimo e a Raffaele. Faccio solo questa valutazione, se ne potrebbero fare 1000. Attenzione, perché la narrazione è una cosa e la realtà è un'altra cosa. Ho parlato con tanti miei colleghi di grandi giornali fra ieri sera e stamattina che mi hanno chiamato. Gli ho fatto una domanda: quante volte siete andati a Riace voi negli ultimi 2 anni? Il massimo delle risposte è stato 1 o 2 volte. Per valutare un voto, cioè per valutare quello che accade nei territori e quindi la realtà, non basta una narrazione di comodo, bisogna capire quello che accade là. Quindi dopodiché noi cadiamo come le pere dall'albero e ci svegliamo la mattina e diciamo: ma guarda che è successo a Riace, è finito sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo, è andato in giro fra festival, dopodiché perde nel suo paese. Andiamo a vedere quello che nel suo paese sta accadendo per davvero. Questa è l'osservazione che faccio, che è rivolta a noi stessi. Poi sul Riace si possono dire tante altre cose. Posso fare una domanda a Filippo? Sì, però dobbiamo liberarlo, dobbiamo andare Filippo, Francesco Aiello. Sì, vi ascolto e poi vi devo... Posso farti devo andare a scrivere perché i direttori di Clausi mi stanno tempestando di telefonate. Allora lasciamolo che dobbiamo lasciare? La domanda che volevo fare a Filippo... i direttori non a caso. La domanda che volevo fare a Filippo, ma che faccio quindi a noi stessi, è: quindi per le prossime elezioni regionali avremo al minimo 4 candidati?
che sono Mario Oliverio, Mario Occhiuto, un esponente del Movimento 5 Stelle e secondo me una componente non riconosciuta e non etichettata nei partiti che uscirà fuori al minimo. Poi se Mario Occhiuto sarà espressione del centrodestra rimarrà nell'alveo del centrodestra, altrimenti sarà affiancato da un altro candidato e quindi la stessa cosa per Mario Oliverio e quindi al minimo avremo almeno 4 candidati sufficientemente forti. La domanda è chi avvantaggia la polverizzazione del voto? Chi? Scusami, perché non ho sentito. Chi avvantaggia la frammentazione un po' delle liste dei candidati in questo caso? Perché abbiamo ragionato per anni del bipolarismo, della contrapposizione centrodestra-centrosinistra, che è una contrapposizione fallita, ma che oggi in Calabria, da qui a qualche mese, troverà una... Ma non c'è in Italia però, Frangeli, il bipolarismo non c'è più da un anno a questa parte. Lo so, appunto, però è fallita, ma che in sede regionale in Calabria, come dire, polverizzando un po' le forze con diversi candidati, questo indebolisce o rafforza i grandi nomi? Ma perché immaginate che la Calabria debba per forza comportarsi in maniera diversa rispetto al resto del paese? Ma non è così. Alla fine si troverà sempre la quadratura del cerchio. La politica è questa, signori miei. Adesso si ragiona, si analizzano questi voti, si prendono delle decisioni, si disegnano le strategie, perché giustamente tu non sai domani che cosa avviene all'interno dei partiti. Se Zingaretti si rende conto che questa linea ha pagato, no? Comincia a muoversi in questa direzione. Forza Italia deve fare una riflessione al suo interno, ma era in atto già prima che vi fosse la competizione elettorale. Allora, ancora non c'è una geografia chiara di quella che è la proposta politica complessiva di questo Paese. Ma io infatti dicevo, al minimo, Massimo, al minimo, Filippo, però. Filippo? Sì, ragazzi, vi saluto. Ti liberiamo, vai a scrivere, vai. Al minimo noi avremo 4 candidati, al minimo. Cioè, poi ne potremmo avere anche 5-6. Appunto, ma al minimo significa che tu non ne puoi avere 1, 2, 3, o ne avremo 4. Ne hai 5, quindi 5 candidati forti, 4 candidati forti avrai. Beh, non è possibile. Se il gioco... Ma non è possibile. Perché non è possibile? Non è possibile, in politica non esiste. 4 proposte forti. Non la vedo, faccio una difficoltà. Allora, ripetiamo, velocemente, centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle che pesa, e ce l'ha ricordato poco fa Filippo, e poi c'è questo outsider che comparirà sicuramente, perché ripeto, c'è nel territorio molto fermento, e sono 4, relativamente forti. Ma guarda che nella precedente competizione elettorale, non questa in cui è risultato vincitore Oliverio, ma in quella precedente c'erano altre esperienze, c'erano l'esperienza della cosiddetta società civile, alcune si sono fermate prima ancora di partire, altri hanno trovato soluzioni diverse. Ricordo bene. Insomma, voglio dire, alla fine l'attenzione dell'elettorato si polarizza. 2 sono i candidati. Sì, ma Quello è una cosa... quello, più di quello non vai, perché ti manca proprio lo spazio necessario di agibilità politica all'interno di una Tu quindi sei fidelizzato all'idea di bipolarismo di fatto. Ma saranno 2, è un, come dire, tripolarismo, va bene così, tripolarismo, però alla fine questo tripolarismo sottrae risorse, inevitabile, e alla fine ti consegnerà una vittoria elettorale un po' così, non piena, non convinta, non forte. Non abbiamo detto nulla però, direttore. Non sei d'accordo, Massimo? Sì, sono pienamente d'accordo. Però volevo dire una cosa, perché se non ci ha capiti Filippo, forse anche a casa non siamo riusciti a farci capire, nel senso che è chiaro che nessuno propone una ripetizione tal quale dei voti. Però, c'è un però che volevo dire, non possiamo non considerare il dibattito politico che c'è nel Paese. Allora, il dibattito all'interno del centrodestra non è un dibattito locale, perché se era a livello locale forse era già risolto. Era più semplice da risolvere. È un dibattito che c'è a livello nazionale. A livello nazionale la Meloni dice: noi adesso siamo forti, Forza Italia sta scomparendo, cara Lega, alleiamoci noi e facciamo un governo noi. E potrebbe riproporre questo modello
in Calabria, anche per vedere magari l'effetto che fa, anche ma, in via sperimentale. Ma la Lega non lo quindi farebbe ragionavamo... mai. Ma la Lega non può fare un'operazione di questo tipo, perché certifica, dà un'identità ad un partito che Salvini non ha nessuna necessità in questo momento di per spiegare di cosa discutevamo prima. È caratterizzante, Fratelli d'Italia è caratterizzante. Certo. La Lega, se va a chiudere un accordo in partnership con la Lega, il tentativo qual è? Quello di mettere una casacca a Salvini. La Meloni dice in questo modo... Sono morto, sono finita. No, la Meloni dice in questo modo noi daremo un governo realmente di centrodestra all'Italia, al Paese, visto che Forza Italia sa, fate il patto del Nazareno, eccetera, eccetera. Quindi volevo dire, perché sto dicendo questa cosa? Sto dicendo che è chiaro che noi non riproponiamo i numeri delle europee tal quali sulle regionali, ma riproponiamo alcuni meccanismi che si sono messi in moto, così come si è messo in moto all'interno del PD, come dire, non la vogliamo chiamare una resa dei conti, comunque una discussione abbastanza accesa. No? Forse a giugno si farà il tantagognato congresso, magari là si capirà qualcosa di più. Sì, un tempo c'era il centro-sinistra, il centro-destra. Oggi spiegatemi dove è il centro, perché o dove è la sinistra, o dove io penso però che forse ci stiamo facendo condizionare anche noi nel confronto, cioè allora, per quanto il mercato dica in questo momento, almeno anche un po' per l'esperienza, io sono convinto che il centrodestra alle prossime regionali andrà assolutamente compatto, perché è chiaro che al netto di tutta una serie di contrapposizioni che ci possono essere, di divergenze di opinione, alla fine si troverà la quadra sull'unico candidato, per un semplice motivo, perché rispondendo anche a Francesco Aiello, secondo me la polverizzazione, almeno a giudicare in questo momento il mercato storico elettorale, a questo momento la polverizzazione chiaramente penalizzerebbe il centrodestra, fortemente il centrodestra, laddove al quarto candidato che dice Francesco, cioè società civile ma non movimentismo, si aggiunga un quinto candidato, cioè un candidato di Lega Fratelli d'Italia, vuol dire che chiaramente il centrodestra, almeno il centrodestra che noi fino ad oggi abbiamo conosciuto tradizionale, è definitivamente scomparso. Per cui secondo me da questo punto di vista, se parliamo di centrodestra rispetto a una fotografia di oggi, non c'è. Per quanto riguarda anche una cosa, mi hanno stuzzicato sia Filippo che Arcangelo. Allora, la candidatura di Mario Occhiuto, dice, se ho ben capito Arcangelo diceva in qualche modo è stato un errore, una fuga in avanti, mi sembra di aver sentito un'espressione precipitosa, sì, allora, io credo onestamente che invece sia stato un elemento di chiarezza, cioè una persona, in genere la politica fa in questo modo. Se arriva un giornalista, lei si candida, nessuno si vuole candidare, ma in realtà tutti si vogliono candidare. Occhiuto ha lanciato una sua candidatura, una candidatura che in questo momento è assolutamente circoscritta all'interno di Forza Italia, quindi è una candidatura chiara all'interno di un partito del centrodestra che comunque gode più o meno il 12, 13, 14% del consenso in Calabria, quindi ha tutta la legittimità e l'autonomia nel poter proporre un candidato. Certamente Fratelli d'Italia rispetto a ieri è un elemento da non sottovalutare, un elemento significativo maggiore, visto la crescita che c'è del partito della Meloni. La Lega rappresenta in qualche modo una realtà, ma non trascuriamo una cosa, l'area movimentista a cui fa riferimento anche Francesco, secondo me sarà cappeggiata dai 5 Stelle, cioè io sono convinto che i 5 Stelle riusciranno a guidare un'area movimentista, quindi non soltanto i 5 Stelle. Certo. L'errore sapete qual è? Perché il non è 30-30-30 per capirci, cioè non è equidistribuito, perché i 5 Stelle sono un movimento, diciamo, non tradizionale, che usa però strumenti tradizionali durante le elezioni. Faccio un esempio e finisco. No, ci sarà questa evoluzione. Se tu, Movimento 5 Stelle, oggi, in questo momento, proprio mentre noi parliamo, lanci il candidato alle prossime elezioni regionali in Calabria e hai tutti questi mesi per girare il territorio e far capire alla gente un messaggio, vedrai
che il tripolarismo sarà molto probabilmente più proporzionato rispetto alla candidatura frettolosa dei 5 Stelle negli ultimi 60 giorni. Allora. Perché? Perché il tradizionalismo diciamo dei partiti più tradizionali, perdonatemi il bisticcio, è chiaro che attecchisce di più, perché ha una forza, un radicamento sul territorio decisamente maggiore. Quindi è anche un po' quello che i 5 Stelle decidono, perché è l'ultima cosa. Ieri alle 23:40, Filippo sarà testimone, ed è testimone, ma tu eri testimone, io alle 23:40 di avantieri sera vi ho dato la cartina, la mappa italiana dei primi partiti in Italia. E se ricordi, alle 23:42 esattamente, ho detto Mezzogiorno, tutte le regioni, primo partito, Movimento 5 Stelle, Centro-Nord, primo partito, Lega, e ho sbagliato la Toscana, avevo detto, ad onor del vero, Toscana ed Emilia forse, centro-sinistra. In realtà qualcosa è cambiato. Non ho capito, gli avantieri alle 23:40 prima che aprissero le urne? No, alle 23:42. 40 minuti dalla... Senti, quando è iniziata la trasmissione. Devo sentire... Nel senso che la storia è devo chiamare Arcangelo no. adesso in trasmissione, ma prima devo un piccolo break pubblicitario. I 5 Stelle devono necessariamente adesso, dopo questa fase, correre ai ripari, nel senso che non bastano più se stessi, nel senso che il movimento non è più in grado di garantirsi. Il campanello d'allarme dei voti persi è il segnale, come dire, che qualcosa all'interno della forza politica non funziona più come prima. Non è più efficiente. Allora, se mi pare che ci sia stato un progetto visto loro non si alleano con nessuno. Però c'è un escamotage, trovare dei movimenti cambieranno, trovare questi movimenti, Prova a capire invece come selezionano il candidato, come diceva giustamente Raffaele. Se propongo il candidato già da adesso, il tempo. Però il problema è che non sappiamo chi verrà selezionato da Di Maio, verrà selezionato da Ferrara e Morra, verrà selezionato con i click. Ancora nessuno lo sa. Questo è da capire. Arcangelo, poi andiamo in pubblicità. Secondo me, consiglio che noi 5 Stelle. Sentiamo Arcangelo, poi andiamo in pubblicità. Sì, è un'analisi interessante e c'è un grande movimentismo, cerchiamo di mettere un po' di sale sulle ferite di Pepe nella discussione. Io dico che è tutto, come dire, in movimento per davvero, cioè tutto quello che era raccontato, ecco, non è che io volevo in qualche maniera dire sì, una fuga in avanti. Penso che alla luce, ma lo aveva detto Giorgia Meloni a Reggio e a Napoli, alla luce dei risultati delle europee tenteranno, quelli di Fratelli d'Italia, di avere un ruolo maggiore, più incisivo nella formazione di una possibile giunta futura, nella designazione del candidato a governatore. La stessa cosa farà la Lega, conoscendo ormai noi tutti il carattere di Salvini vorrà metterci il cappello sulla situazione calabrese dopo aver vinto in tante altre regioni. È sfiziosa questa cosa, mi interessa quello che dice anche il professor Aiello, che saluto, è vero, io non lo escluderei che possano esserci più candidati eccetera, il bipolarismo è finito, quindi c'è una fase nella quale dobbiamo tener conto certamente comunque del Movimento 5 Stelle, che ha dimostrato di avere una forza, pur perdendo consensi rispetto al passato, rimane il partito almeno alle europee col maggior numero di voti, cosa che poi non si traduce proprio per la diversità che c'è nelle competizioni elettorali. Questa forza non si traduce in risultati alle comunali, non si traduce in risultati probabilmente alle regionali, o almeno non si è tradotto in passato. Certo, con la forza di Laura Ferrara, la spinta delle rappresentanze istituzionali che hanno oggi e che ieri non avevano, i 5 Stelle concorreranno alla conquista, alla lotta per la conquista del governatorato. Io colgo l'occasione per salutarvi tutti, perché adesso c'ho la riunione di redazione, quindi vi ringrazio, è stato molto interessante questo scambio di opinioni. Un saluto particolare al direttore Sabato e complimenti a tutta la struttura per quello che avete fatto in questi 2 giorni. Un grande impegno, grande professionalità, rigore scientifico nell'analisi dei dati, l'apporto, devo dire, sensazionale anche di Demoscopi e di Raffaele Rio, persona che io stimo molto, insieme insomma a tutto il suo gruppo. Un saluto a Massimo Clausi, un abbraccio al professor Aiello, un saluto a Filippo che è già andato via, buon pomeriggio e buon proseguimento.
Grazie Arcangelo, buon lavoro, pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in studio, adesso l'ultima parte dedichiamo alle comunali, ci sono questi ballottaggi a Rende, a Gioia Tauro, a Corigliano Rossano e a Montalto. Montalto per una manciata 120-125 voti. Sì. Qualcosa del genere, adesso farei dire numeri che ne siamo pieni. E viene i capelli che non abbiamo. Un'overdose da numeri. Però sì, è proprio una manciata. Mai come questa volta il dato non è un participio passato, ma è una previsione. Una previsione. Una predizione. Certo. Come sei profondo. Grazie. Ma che ne pensate di queste comunali? Così come nelle aspettative o no? Quella di Rende, intendi? Rende, Montalto, Corigliano Rossano. Io, quella di Rende ovviamente c'erano i tre player che erano Manna, Principe e Talarico, che erano diciamo avanti rispetto alle altre candidature. Non sono particolarmente sorpreso perché probabilmente sia per l'effetto trascinamento dell'impegno istituzionale Manna era inevitabilmente collocabile come candidato per il ballottaggio, e Principe invece la città ha premiato un po' l'esperienza e la storia di una persona che ha dato molto per questa città e che vuole investire di nuovo su una persona appunto che ha contato molto anche da un punto di vista proprio dell'appealing personale che ha sull'elettorato. Sconfitto è effettivamente Talarico, che ha puntato moltissimo, ha lavorato moltissimo per queste elezioni, quindi credo che dovrà un attimino rivedere il suo collocamento, la sua collocazione nel perimetro della politica locale e puntare ad altre cose. Su Rossano Corigliano invece è interessante il risultato, perché io avevo parlato un po' in passato, qualche settimana fa, con qualche persona di Corigliano in particolare, e mi aveva un attimo spiegato che non era certo, diciamo, l'esito che vedeva Graziano e Gino Promezio come possibili candidati al ballottaggio, perché Stasi era portatore di nuove esigenze, nuovi temi che non erano, come dire, individuabili negli altri due candidati, e mi spiegava che potevano esserci delle sorprese che di fatto si sono verificate. Stasi è molto dirompente come figura ed è abbastanza innovativo anche per i contenuti, diciamo, che fanno parte del suo programma elettorale. Evidentemente la città, la nuova città unica, ha, come dire, accettato la sfida di puntare, almeno per questo primo round, su una persona che è abbastanza di rottura rispetto alla cristallizzazione del potere politico che è di quella zona. Io posso aggiungere... Stasi ha vinto le elezioni a Corigliano, lui è di Rossano, sì, quindi è la certificazione del voto di Stasi che l'idea di città unica ormai è entrata nel territorio. Appunto. Sì, io partendo dall'ultimo, cioè da Stasi, secondo me Stasi è quello che io definisco un politecnico, cioè lui praticamente è un tecnico che ha le idee chiare su una serie di cose, cioè ha un approccio tecnico rispetto ai problemi del territorio e riesce a comunicarli, quindi diciamo con una buona capacità politica, per cui il mix tra politico e tecnico fanno un politecnico. Secondo me Stasi è un politecnico. Per quanto riguarda Rende, secondo me ci sarà un ballottaggio estremamente interessante, ne abbiamo parlato pure ieri, perché se voi, come sicuramente abbiamo fatto tutti, siete andati a vedere per esempio i voti definitivi di Rende, vi accorgerete che rispetto alle precedenti elezioni il tasso di fidelizzazione degli elettori di ciascuna lista
verso il sostegno al candidato è molto elevato, cioè diciamo c'è poco voto come si chiama? Disgiunto, c'è poco voto disgiunto e questo secondo me è un punto di forza e un punto di debolezza. Il punto di forza è che adesso i due candidati, cioè Sandro Principe e Marcello Manna, dovranno contattare, convincere del loro progetto, della loro proposta politica sul territorio, chiamiamo gli opinion leader, cioè coloro i quali si sono candidati a sindaco delle varie zone. Per cui si presuppone che convincendo il candidato a sindaco, essendo il tasso di fidelizzazione molto alto, si potrebbero portare voti in dote al candidato. Il punto di debolezza, non trascuriamolo, è la perdita più o meno del 30-35% dei voti dei rendesi al secondo turno. Cioè noi da 21-22 mila voti arriveremo più o meno ai 14-15 mila voti. Questo chiaramente scompagina, secondo me, il panorama politico. Quindi da questo punto di vista sarà molto interessante. Massimo, che ne pensi? No, io ho poco da aggiungere rispetto alle riflessioni che hanno fatto prima loro. Ovviamente rimanendo a Rende, Talarico un ruolo ce l'ha, cioè nel senso che potrebbe fare l'ago della bilancia ovviamente in questo secondo turno. Adesso poi insomma dove porterà i voti, se deciderà di portarli, è tutto da vedere, fermo restando che un terzo elemento voglio inserire, diciamo, dei pochi studi che ho fatto, che nel ballottaggio per il trasferimento dei voti non è così facile e automatico, anzi è un concordo in pieno. Diciamo che il ballottaggio quasi sempre è una partita a sé, diversa dal primo turno, questo dà speranze anche a Graziano, che è distaccato di ben 9 punti, che sono difficili certamente da recuperare, a Corigliano, però insomma mai dire mai. In politica soprattutto. Anche magari là, invitiamo i candidati a realizzare dei sondaggi, se posso permettermi, insomma. Il nostro lavoro è importante per questo. No, non è pubblicità. Sto scherzando. È uno strumento di supporto decisionale. Ma non avete fatto sondaggi in questo? Noi l'abbiamo fatti, però sono segreti, anche dopo le elezioni. Perché per deontologia noi rispettiamo anche dopo le elezioni, questo non lo so. Non ci sono stati affidati a mezzi di informazione, sono clienti per cui che seguiamo. Per cui li date a... E quindi insomma vediamo, perché anche il voto di Stasi va analizzato. Tu dicevi che a Corigliano ha preso più voti, bisogna vedere chi sosteneva Stasi, però insomma, questo è interessante. Magari c'era qualche, come dire, politico, diciamo, di peso di Corigliano che ha sostenuto la sua candidatura. Qualche grande elettore che non mi veniva il termine. Vabbè, lo puoi anche dire, l'ex sindaco Geraci, è chiaro che però mica solo fa un effetto traino. Fa un effetto traino, però segnala anche quello che diceva lui, cioè il superamento dello steccato tra le due cittadine, converge la politica. No, quello che diceva lui è un altro anche nella gestione del consenso converge verso l'idea di costruire una città unica. Questo è interessante. Secondo me quello che non riusciamo a fare qua. Questo è un dato. Il secondo dato è questo, che secondo me è interessante analizzarlo. Il voto di Stasi come dire, segnala che queste due città hanno votato contro la loro storia. Era già la loro storia politica, era già accaduto a marzo con la vittoria netta, quasi a valanga, nel Movimento 5 Stelle, dei senatori, dei deputati, insomma. 4 parlamentari. E prosegue questo trend, perché praticamente si vota contro la propria storia politica nel tentativo di riscriverne una nuova, perché forse il depauperamento della zona che c'è stata, quindi il tribunale, quindi gli ospedali, quindi la 106, quindi il trasporto ferroviario, alla fine, mentre fino a qualche tempo fa queste assenze di luoghi all'interno del territorio è stato mitigato dalla forza della politica, del rappresentante politico, dell'esponente politico, capace poi attraverso la sua segreteria di tamponare, no?
le falle del dissenso. Non essendoci più queste strutture, non essendoci più l'organizzazione partitica forte a drenare questo, è un argine cioè come un fiume che rompe gli argini, e allora vai a travolgere tutto, e in questo senso io dico ha votato contro la sua storia politica. Però là bisogna guardare al futuro oltre che rompere col passato. Sì, è chiaro, se scrive una pagina nuova. Il futuro è un futuro di opportunità che la nuova amministrazione dovrà cogliere, perché il riassetto un po' della sua municipalità finora è stata gestita dal commissario in maniera ordinaria, ma il nuovo consiglio comunale ha molte cose da fare in una prospettiva di rilancio di quel territorio che offre moltissime potenzialità da un punto di vista ambientalista, economico. Senti, del storicamente, turismo. Francesco, storicamente quel territorio ha rappresentato un serbatoio elettorale. Ma non è... Un serbatoio elettorale che è servito a costruire carriere interessanti nel mondo della politica nazionale. Un serbatoio è un'area, solitamente è indicata come un'area vicinissima all'area di destra, perché lì l'Alleanza Nazionale ha sempre avuto un partito che ha sempre intercettato molti consensi. Poi un'area utilizzata da certe forze politiche che hanno imposto dei candidati, alcuni dei quali non sono stati eletti, e adesso ha deciso di riscrivere questa storia, rompendo con il vecchio schema. Questa rottura con la storia e con questo schema che tu stai delineando coincide con l'inizio di una nuova storia, che è la storia del nuovo comune, perché di fatto vediamo come va adesso. Perché come dicevi tu, insomma, i nodi da sciogliere. I nodi da sciogliere sono pochi. Che poi la cosa strana, no? Cioè Stasi, l'elemento di rottura per la città unica, appoggiato dall'ex sindaco Corigliano, che era contro la città unica. Sì, vabbè, allora, capito, viene fuori allora l'accettazione totale di questa città unica che trova in Stasi forse, o in Graziano, poi chi vincerà dal punto di la sintesi, no? O un regolamento di conti. Un regolamento di conti interno alla vecchia classe dirigente, può essere anche chiaro, questa è un'altra delle chiavi di lettura possibili. Su Montalto che diciamo? Diciamo, come abbiamo detto prima, che Caracciolo sembrava lì per festeggiare, sembrava aver 49-24, sì, poco meno di 50. Poco più di 100 voti gli mancavano, 120, qualcosa del genere, per non festeggiare al primo turno. E devo dire che anche questa performance a me ha sorpreso. Positivamente ti ha sorpreso? No, nel senso che rispetto alle mie previsioni, che io notoriamente sbaglio perché non sono bravo come io, fai i sondaggi, io le sbaglio tutte, pensavo che fosse più basso il dato di Caracciolo, anzi io la lancio qui pensavo che Gravina fosse più avanti. Lancio qui, non la provocazione, però il tema che domina un po' qualche riflessione da qualche tempo. Secondo me da Cosenza fino a Montalto sarebbe opportuno riprendere quel discorso della città unica. Bravo, stavo per dire la stessa cosa. Perché non lo vuole fare nessuno, però. Parlare urbano. Non lo vuole fare nessuno. Perché si fa in tanti altri posti d'Italia. Assolutamente. Vabbè, non è stato nemmeno tema di dibattito da assolutamente, appunto. È una diminuzione. Anche perché, sono d'accordo con Aiello. Come fai tu a spiegare ai tuoi cittadini che stai ma non era politicamente non è conveniente farlo durante una campagna elettorale, però è necessario farlo subito. È necessario farlo adesso, perché lungo la direttrice Cosenza fino a Taverna di Montalto c'è un continuum di conurbazione che deve essere gestito e governato. Questo è sotto gli occhi di tutti, però non mi pare che in questi 5 anni, nei 5 anni precedenti, le amministrazioni in carica abbiano fatto qualcosa. Noi abbiamo partecipato, mi ricordo, con Attilio ad una riunione, ad una trasmissione in cui c'erano... ho sbagliato il termine. Una trasmissione in cui c'erano il sindaco di Castrolibero, di Rende, di Cosenza, in cui erano formalmente in quell'occasione, come dire... ma se tu glieli chiedi uno a uno, loro dicono certo. Non erano uno a uno, congiuntamente si parlava e si dibatteva. Posso dirvi che qualche
se posso chiudere su questa cosa, scusa. È un processo necessario. Le città metropolitane, chiamiamole come vogliamo noi, sono ormai presenti in molte parti d'Italia e nascono dalla consapevolezza che i problemi di gestione di alcune attività sono sovrannaturali, sovracomunali. La complessità di alcuni problemi va oltre il confine amministrativo di un comune, che può essere Rende o Cosenza, e necessariamente per razionalizzare l'offerta devono unirsi, necessariamente. Lo si fa ovunque, lo si fa soprattutto sui piccoli comuni del nord, dove è necessario riprendere questo ragionamento anche nei medi centri urbani della Calabria. Ma manca la certificazione burocratica, perché poi nei fatti è tutto... No, però non diamo per scontato. No, ma la certificazione burocratica è ovviamente un requisito formale. Quello che poi è necessario a valle fare è razionalizzare i servizi, non solo certificarne l'esistenza, per migliorarne l'efficienza. Bene, io la curiosità che volevo darvi sulla città unica, per chiudere, ricordo diversi anni fa noi abbiamo fatto un'indagine molto carina sulla città unica ed era Rende, Cosenza e Castrolibero, e abbiamo intervistato... Su Castrolibero abbiamo dei problemi però. Abbiamo intervistato qualcosa come 4.000 cittadini tra Cosenza, Rende e Castrolibero, ovviamente in maniera proporzionale. Sapete cosa è uscito diversi anni fa? Sarebbe carino di farlo per capire se qualcosa è cambiato nella consapevolezza del cittadino. 1x2. Praticamente Cosenza era favorevole, Castrolibero era assolutamente indecisa, cioè al centro, e Rende era contraria. E ricordo che la motivazione dei rendesi era perché temevano, c'era credo Principe e Sindaco, temevano che l'aggregazione dell'area urbana potesse aumentare la contribuzione locale, la pressione tributaria locale. Questo era un po' il senso, cioè che il comune si prendesse un elemento di indebitamento delle altre aree comunali. Che è sempre il problema delle fusioni. Senti, una battuta su San Luca, perché ti faccio sentire cosa ci ha detto Klaus Davi. Su San Luca si è tornato finalmente al voto. Devo dire che dopo 11 anni c'è un'amministrazione comunale. Va sottolineato il fatto che molto spesso i sanluchesi non sono andati a votare anche per un senso di protesta contro lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Mi spiego meglio: nel 2013 eravamo a ridosso delle elezioni, quindi stava già avviato la macchina della campagna elettorale, delle candidature eccetera eccetera, arriva quindi lo scioglimento per infiltrazioni mafiose che nel paese non è stato affatto ben digerito, quindi là hanno cominciato a non andare più a votare per protesta perché si sentono in qualche modo vessati dallo Stato. Dobbiamo dire che il meccanismo dello scioglimento per infiltrazione mafiosa è un meccanismo messo in discussione un po' dappertutto. Noi in Calabria abbiamo il record dei comuni sciolti per mafia, ma è tutta una normativa che andrebbe rivista, perché per esempio non prevede un contraddittorio, per cui un sindaco può trovarsi... Ma da osservatore politico quale sei? Ti aspettavi questo risultato? Sì, ovviamente sì, il motivo? Nel senso che la candidatura di Klaus Davi è una candidatura ovviamente di testimonianza, tant'è che il primo comizio l'ha fatto una settimana dal voto, era solo per spingere, diciamo, i sanluchesi a, come dire, governare il proprio territorio. Un valore simbolico. Un valore simbolico molto importante, gli va riconosciuto. Sentiamo cosa dice. Sentiamo. A San Luca è accaduto un vero miracolo democratico. Dopo 11 anni le elezioni sono finalizzate finalmente a eleggere un sindaco. Noi abbiamo dato un contributo fondamentale, ci siamo candidati un anno fa e la lista Bartol è arrivata solo 2 mesi fa ed è il frutto della mediazione tra varie anime del paese e come tale appunto ha garantito un numero alto di preferenze. Ciò nonostante noi abbiamo totalizzato quasi il 10% dei voti, nel totale isolamento contro tutto e tutti abbiamo ottenuto questo risultato importante. Certo, una sconfitta netta, chiara, inequivocabile, ma siamo in Consiglio Comunale. Siamo rappresentanti delle istituzioni, in qualche modo rappresentiamo, ancorché in minoranza, San Luca, ma anche la Locride e tutta la Calabria. Il ruolo della minoranza
non è quello di proporre, ma deve giudicare, vagliare, interagire positivamente con la maggioranza quando i provvedimenti sono positivi. Quindi assolutamente nessun pregiudizio, massima disponibilità a dare una mano alla giunta Bartolo per dare una mano a un territorio martoriato che non ha veramente più bisogno di litigi. Io continuerò con i miei su questa linea e chiaramente anche l'attività sociale, di sostegno sociale, quella parallela di aiuto alla comunità come lo sportello Open Job Metis per esempio, tutte queste attività continueranno e siamo assolutamente in prima linea. Un grazie particolare a tutti i componenti della lista, ma soprattutto Alberto Micelotta, Peppe Bugnano, Carlo Tansi e Benedetto Zoccola che hanno rappresentato forse l'identità più forte di questo cambiamento. Bene, questo è quello che Carlo Tansi pare che è in linea con quello che abbiamo detto. Bene, chiudiamo qui, io vi ringrazio per essere stati con me. Noi ringraziamo te. Ci rivediamo dopo i ballottaggi? Dopo i ballottaggi. Quindi è una promessa? O una minaccia? È una promessa, sempre una promessa. Grazie a Massimo, grazie a Francesco Aiello, grazie a Raffaele Rio, all'Arcangelo Badolati che è stato con noi in collegamento dal suo giornale e a Filippo Verti che è intervenuto telefonicamente. Arrivederci, ci vediamo domani.